Zonzo in Slovenia, sì, mi era rimasta una promessa in sospeso. Urca vacca! Super bello, Branik, 168 battiti, 31 gradi, non una bella coppiata. Ho scoperto che la rocca non fa 100 metri di dislivello, ma fa circa 70. Kobie Glava. Sicuramente l'avrò detto sbagliato, ma che panorama. Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Vado a Zonzo in Slovenia con Andrea, che avete già visto ad esempio nel video del giro a Monte Fosca. Andiamo in cerca di un po' di fresco in quota inteso 500 metri in Slovenia. A Zonzo in Slovenia, sì, ma se avete visto il video del giro dove ho fatto 117, se non sbaglio, chilometri da solo, mi era rimasta una promessa in sospeso e quindi andiamo a Stagno. Se avete visto il video sapete anche di che promessa sto parlando. Vai libero, saliamo su. Occhio qua che hanno messo la ghiaia. Urca vacca, che legna! Non ho mica visto quel gradino lì. Spero di non aver forato, ma sembrerebbe di no. Che stecca! Permesso? Grazie. Buongiorno. Eccoci. Che figata, sempre bello. Dai, ultimo pezzo per la cima e il punto panoramico. Qua secco destra. Ma sì, dai. Facciamo pratica per le strade bianche. Ah, però ho preso una bella legna, ma forse sono salvo. Allora, breve sosta
in cima al punto panoramico a Staniel. Ogni promessa è debito, quindi stavolta mi sono portato il drone e vi ho fatto vedere un po' il panorama. Fatemi sapere se conoscete la zona, se vi è piaciuto il posto e se vi sono piaciute le clip col drone. Adesso scendiamo qui al bar, magari ci beviamo una coca e decidiamo cosa fare. Se mi fermo a fare una foto. Buongiorno. Non avevo mai visto che c'era la fontana qua. L'ho visto adesso, buono a sapersi. Sì. Bene, scendiamo da Staniel. Approfitto per guardare, qui dovrebbe esserci al prossimo tornante fra due una strada a destra che guardo sempre sulla cartina, ma non so se è strada bianca come segnato sulla mappa o meno. Approfittiamo. Questa qua, sì, strada bianca, però questo sarebbe una figata di collegamento, sarebbe interessante. Un giorno vengo a provarlo con la bici da strada. Fai tutto un taglio, dovrebbe essere leggera discesa andando verso di qua e sei su un'altra strada bella che ti porterebbe su altre salite, su un altro monte qua dietro che non so come si chiama ovviamente, però potrebbe essere un collegamento interessante. Qua è da provare un giorno. Via. Rapportoni. Da qui ormai classica svolta a sinistra, Branik, scolliniamo e torniamo verso Comeno, poi vediamo che fare. Sempre bello Branik. Oggi è anche meno caldo del solito e di solito arrivo qua sotto ora di pranzo col sole a picco, invece oggi c'è anche dell'ombra, ragazzi, e un po' di aria. Allora mi dispiace per questi ultimi 10 km di passione, traffico, ma la domanda è 74 km 8,95, questi ultimi 100 metri di dislivello, sì o no? Perché sarebbe la rocca qua, cattiva ma breve, cosa dici? Sì? Dai, così. Sì, a 100 metri facciamo, dai. 8,95. Boh, allora qua è il semaforo, andiamo a destra. 9,97. Come 9,97? 9,27, scusami. Boh, dai, 30 di differenza ci sta. Ma andiamo a destra il semaforo. Alla soglia delle 3 ore, ultima asperità di giornata con un poco amabile dislivello della rocca. Qua vado easy, schiscio, che poi diventa dura. Ciao, buongiorno, grazie.
rapportini finiti. Adesso qua solo fatica. Prima parte andata, respiro 20 metri e qua riparte. Ciao. Che idea del cavolo. 168 battiti, 31 gradi. Non una bella coppiata. Sirigo! Che smeno, madonna. Bene, direi che con questa il giro di oggi anche basta. 76 km, 3 ore 02. Ho scoperto che la rocca non fa 100 metri di dislivello, ma fa circa 70. Vabbè, più che sufficiente. Tra l'altro di qua si passava nel giro in mountain bike della Car Swim Bike, che ho filmato in un video. Se non l'avete visto ve lo lascio lì con in alto a destra. Magari prossima settimana vengo a farmi un altro giro in mountain bike per di qua, perché è molto bello. Vediamo se magari non si sono chiusi tanto i sentieri con la vegetazione. Bene, fatemi sapere se vi è piaciuto questo giro e le clip col drone a Staniel, lasciatemi un commento e un like. Ci si vede ai prossimi giri, con forse un po' meno caldo, spero. E basta, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao!